Salve. Si fa sempre più agguerrito, e non solo in Italia, lo scontro politico e sociale sull'immigrazione. Alcuni imprenditori della paura stanno creando le loro fortune politiche instillando l'odio verso questa fiumana di straccioni entrate in Europa o che sta premendo alle nostre frontiere. Anche nel nostro piccolo cortile alcuni sindaci, per conquistare qualche consenso in più, stanno aizzando i loro amministrati contro piccoli insediamenti di immigrati nei loro comuni. Ma dietro l'angolo si sta avvicinando una bomba demografica che farà sembrare le attuali beghe politiche uno starnazzare di oche. Ecco alcuni dati su cui riflettere. Nel 2015 la popolazione mondiale è stata stimata in 7 miliardi e 300 milioni. Entro il 2050, quindi fra 35 anni, dovrebbe crescere tra i 2 e i 2 miliardi e mezzo. La totalità dell'aumento dovrebbe avvenire nei paesi più poveri, mentre nei paesi più ricchi e sviluppati la popolazione dovrebbe rimanere stazionaria. Addirittura alcuni, come l'Europa, la Cina e il Giappone, imboccheranno un percorso discendente delle loro popolazioni. Ma l'area che destra maggiore preoccupazione per l'Europa è l'Africa, specialmente l'area subsahariana, che dagli attuali 962 milioni nel 2050 dovrebbe passare a oltre 2 miliardi di persone, praticamente il doppio. Ora, in quei paesi si fa una media di 5,1 figli per donna, ma i demografi pensano che la loro fertilità entro il 2050 dovrebbe diminuire a 3,1 figli per donna, naturalmente. Ma se queste previsioni dovessero risultare sbagliate e la donna africana continuasse a figliare ai ritmi attuali, la popolazione a sud del Sahara si triplicherebbe, sfiorando i 3 miliardi di individui. Per cui ci troviamo davanti a questo quadro. Nei prossimi 35 anni la popolazione mondiale aumenterà di quasi un terzo, ma nei paesi ricchi rimarrà stazionaria e l'Africa sarà il continente che avrà il maggior aumento della popolazione. Ecco, questa è la dinamica demografica dei prossimi anni. I dati sono ricavati dal libro di Massimo Livi Bacci, dal titolo Il pianeta stretto, edizione Il Mulino, e provengono da fonti ufficiali come le Nazioni Unite, la FAO e la Banca Mondiale. Per cui la popolazione dell'Africa a sud del Sahara entro qualche decennio raddoppierà o addirittura triplicherà, mentre gli abitanti europei rimarranno stabili. Ed è da questi numeri che bisogna partire quando si parla di immigrazione in Europa. Perché è evidente che se questi dati sono corretti, siamo solo all'inizio di un esodo dall'Africa all'Europa mai visto in passato. Ed è partendo da questi numeri che la politica europea dovrebbe pensare a delle strategie su immigrazione e integrazione, pensando alle generazioni future e non alle prossime elezioni. Mentre i partiti xenofobi europei vogliono costruire lungo i nostri confini dei muri, cercando di far diventare l'Europa una fortezza, cacciando pure i migranti che sono già tra noi. Ma sono scelte miopi di breve respiro. L'ebreo polacco Marek Edelman, medico cardiologo che da giovane aveva patito la furia nazista nel ghetto ebraico di Varsavia, nel 1998 pubblicò un libro dal titolo Il Guardiano, Marek Edelman racconta, nel quale scrive profeticamente: è assurdo pensare, come si fa in Occidente, che qui si possa mantenere a lungo un ghetto per i ricchi, che i muri intorno all'Europa possano fermare gli affamati. La fame distrugge ogni muro e gli affamati dell'Africa arriveranno da noi. Nessuna legge che limiti l'immigrazione vi proteggerà. Qui sorgerà una nuova cultura, un po' europea, un po' asiatica, un po' araba e africana, frutto dell'immigrazione che nessun cannone né confine fermerà. Nessuno ha mai vinto contro la gente affamata. Per cui quello a cui stiamo assistendo ora in realtà non è che l'inizio di quello che crescerà in modo esponenziale nei prossimi decenni. Sparare slogan come no immigrazione è una stupidaggine buona per infinocchiare gli sciocchi. Nessuno possiede la bacchetta magica che risolve il problema. L'unica certezza è che alla luce dei dati del boom demografico che vi ho dato, questa invasione non potrà che aumentare. Per cui c'è un'unica possibilità per l'Europa per venire fuori da questo cul-de-sac in cui si trova. Anziché spolpare l'Africa come i paesi occidentali che hanno fatto da secoli, rapinando le sue ricchezze e vendendo armi affinché si scannino tra loro, è ora necessario creare immediatamente i presupposti affinché i paesi di questo continente crescano economicamente e socialmente, aiutandoli davvero, con una specie di piano Marshall europeo per l'Africa. Solo così le loro popolazioni non dovranno cercare una vita decente nei nostri paesi, ma rimanere a casa loro.
Altrimenti, quando la questione demografica del Sud Sahara esploderà e il livello di vita già infimo di quelle popolazioni peggiorerà, costringerà milioni, decine di milioni di disperati a fuggire in Europa. E allora sì che saranno dolori per tutti. Ci vediamo giovedì prossimo. Il livello di vita già infimo di quelle popolazioni peggiorerà, costringerà milioni, decine di milioni di disperati a fuggire in Europa. E allora sì che saranno dolori per tutti. Ci vediamo giovedì prossimo.